3 luglio 2022 era una giornata proprio come quella di oggi, bella soleggiata, calda anche, e difatti salire oggi per quegli stessi posti che sono stati quelli interessati dalla tragedia è stato un mix di emozioni indescrivibile. Per noi la Marmolada è il posto in cui tornare, perché non c'è posto in cui tornare meglio di questo. Sì, insomma, alla luce di quello che è successo, noi la consideriamo la nostra casa. Io ci ho lasciato un pezzo di cuore. Riccardo Franchini il 3 luglio 2022 era sul ghiacciaio della Marmolada quando ci fu il crollo di un seracco che travolse 11 persone uccidendole. Lui miracolosamente si salvò, ma quel giorno perse i suoi 3 compagni di cordata, Paolo Dani, Filippo Bari e Nicolò Zavatta. 3 anni dopo Riccardo è tornato nei luoghi della tragedia insieme all'associazione Un posto in cui tornare, nata da un gruppo di ragazzi in memoria di Nicolò Zavatta. Poter tornarci, ecco, a distanza di 3 anni dalla tragedia è proprio dar valore a quello che è il nostro motto, cioè creare qualcosa di bello da una tragedia, da una cosa che ci ha colpito profondamente con la scomparsa di un nostro amico, di Nicolò. Il ritorno in montagna è stato naturale, racconta Riccardo, ed è successo in tempi relativamente brevi rispetto alla tragedia. Non ce l'ho assolutamente con la montagna, non la ritengo colpevole di quello che è successo, ma sappiamo che siamo noi, insomma, attraverso il cambiamento climatico, che è l'unica causa, insomma, di quello che è successo. Al termine della salita, sulla croce di vette, i giovani hanno apposto simbolicamente un adesivo dell'associazione. Ad accompagnarli Stefano Cotter del Soccorso Alpino Val di Fassa, il primo ad essere elitrasportato quel 3 luglio sul luogo del distacco. L'impressione più grande che ho avuto è stata l'immensità di questa colata di ghiaccio e roccia, perché ero partito da Canazei con l'informazione di una valanga in Marmolada, anche se mi sembrava molto strano, e invece quando sono arrivato su mi sono reso conto che era qualcosa di più di una valanga. L'obiettivo dell'associazione non è solo quello di ricordare Nicolò Zavatta e la tragedia di 3 anni fa, ma anche diffondere un messaggio di consapevolezza e di sensibilizzazione verso l'ambiente, contrastando i cambiamenti climatici che stanno mettendo a rischio il futuro del ghiacciaio della Marmolada. E avere la possibilità di vedere questi panorami non è scontato, insomma, ecco, e poter tornarci, avere la possibilità di poter tornarci fra 10, 20, 30, 40 anni, credo che veramente debba essere un nostro obiettivo.